Presentata la squadra dei 9 candidati di Europa Verde in corsa per la regione nel Veneziano, un'onda verde che pone al centro i temi legati ad ambiente e territorio, dal cambiamento climatico all'agricoltura innovativa, dalla green economy allo stop al consumo del suolo e alla cementificazione, guardando anche ai recenti disastri ambientali che hanno devastato la regione. Quello che accade nel Veneto non accade perché è colpa di qualcuno, colpa che viene qualcosa dal cielo, è colpa del dissesto idrogeologico, del consumo del suolo, di aver chiuso corsi d'acqua, di non aver avuto un'attenzione sul territorio. Questa è la regione che purtroppo è leader nel consumo del suolo, 217.000 ettari sono stati consumati, Zaia ha una responsabilità drammatica nei confronti del territorio, ma principalmente nei confronti delle generazioni future. Non si può pensare di cementificare in nome ovviamente di un egoismo del presente. Tra i temi messi in campo anche il diritto alla salute attraverso la riorganizzazione dei presidi territoriali e una pianificazione lungimirante, tema caldo nel tempo in cui si fanno i conti col Covid, e a tal proposito gli auguri di pronta guarigione rivolti al candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni, sostenuto dalla lista. Può portare quella svolta verde che ha condizionato positivamente le decisioni in molti paesi d'Europa. L'onda verde è arrivata in Francia, ha eletto molti sindaci e sindache da Lione, Bordeaux, Strasburgo, per non pensare alla Germania. Ecco, portare gli ecologisti e le ecologiste nel Consiglio regionale significa cambiare la politica, modernizzare, innovare, pensare ai giovani. Una lista in cui prevale la presenza al femminile, a partire dalla capolista Franca Marcomino, ostetrica da 42 anni, che promuove una proposta proprio rivolta alle mamme, ma anche docenti universitarie e consulenti educative, a portare la bandiera delle politiche rivolte alla famiglia.